Ci siamo, credo che in queste prossime ore avremo il candidato, la condivisione sul candidato e la condivisione ovviamente di tutti i nostri alleati di centrodestra. Sì, credo proprio di sì, d'altronde lui è il candidato in pectore del segretario Salvini, quindi visto che ahimè decide Roma, come sappiamo, e non decide Venezia purtroppo. Più istituzionale il sottosegretario alla giustizia, più amaro l'assessore regionale che da mesi bacchetta il suo partito. Sia come sia, il Carroccio vede il traguardo e con essi lo vede Alberto Stefani. Pochissimo all'ora X che dovrebbe vedere ufficializzato il nome del segretario veneto della Lega come candidato del centrodestra alle regionali. Da Oppeano a Pontida il percorso tracciato da Salvini pronto a essere ufficializzato, Marche o meno. Quanto potrà influire l'esito del voto di queste ore non è dato sapere, ma tutti gli indizi portano ormai al Carroccio. Così non fosse, assisteremmo a un colpo di scena che farebbe impallidire il Sesto Senso e tutti i più famosi finali a sorpresa dei film. Bulldog marcato, nonostante tutto, sta con Stefani, non senza puntualizzare. Devono essere contenti i veneti e io sono un uomo di partito, Stefani è una persona per bene, lo conosco da una vita, siamo entrambi padovani, per cui insomma è sicuramente una buona scelta. Devono essere contenti i veneti. Da mesi ormai dico che avremmo dovuto dare il nome subito, così come le liste, perché non è scontato nulla in politica. Ma lo svelare il nome non scioglierà tutti i quesiti, anzi, c'è da capire quale sarà la reazione di Fratelli d'Italia nel caso di incoronazione leghista. Il coordinatore veneto dei meloniani Luca De Carlo in queste ore insiste: la scelta, cifra alla mano, spetta a noi. Se Giorgia Meloni me lo chiede, sono pronto. Altro nodo, la composizione delle liste del Carroccio. Quella degli amministratori sembra ormai essere tramontata, come l'idea del tridente, Lega, Lista Zaia e Sindaci, che lo stesso Marcato aveva lanciato. Le liste sono pronte? Ma mi dicono di sì, aspettiamo anche lì l'ufficializzazione, perché sai, in politica è la via dell'impossibile, per cui fare previsione è sempre un azzardo. Azzardo come non averlo tra i candidati. L'ultimatum su una corsa solitaria non è ancora stato ritirato.